Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. L'Agenzia regionale gestisce tre giardini botanici e per l'esattezza il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio, a cui abbiamo dedicato anche tra l'altro una puntata di Radio Veneto Agricoltura, gestisce il Giardino Vegetazionale Astego che si trova sul Grappa e di questa una delle prossime puntate sarà dedicata proprio a questo giardino veramente interessante, e poi gestisce anche il giardino botanico litoraneo di Porto Caleri a Rosolina, che è l'argomento di cui parleremo oggi, e proprio per questo abbiamo invitato in studio la collega, la dottoressa Paola Virgilietti di Veneto Agricoltura, che ci parlerà quest'oggi di questo straordinario sito, appunto il giardino litoraneo di Porto Caleri. Perché è così importante? Intanto grazie per essere qui con noi oggi. Allora, il giardino botanico è importante perché tutela uno dei siti meglio conservati di ambienti litoranei del Veneto, ma quindi anche dell'Alto Adriatico. Una situazione molto particolare dal punto di vista climatico, perché si tratta delle uniche zone dove c'è un clima temperato, ma siamo all'interno del bacino del Mediterraneo, quindi con delle presenze di delle peculiarità floristiche che sono uniche. Tenendo conto poi che i litorali sabbiosi sono stati intensamente utilizzati a scopo turistico, sono ben poche i siti dove si può ancora apprezzare quella che era la vegetazione originaria presente in questi ambienti. Certo, con la bella stagione iniziano le giornate all'aria aperta e quindi questa può essere sicuramente una giornata da programmare per chi, non solo per i turisti che frequentano il litorale, ma anche per chi si organizza una giornata. E cos'è che incontrano? Cos'è che può visitare e vedere un turista che arriva? Il giardino botanico è attrezzato con quasi 4 km di percorsi. Molti di questi percorsi sono su passerelle in legno, sono anche molto belli dal punto di vista proprio dell'aspetto che hanno per chi visita. È una visita adatta a tutti perché si tratta di ambienti pianeggianti, sono gli ambienti delle dune. Si passa in breve tempo dall'ambiente del bosco all'ambiente della spiaggia. Ci sono fioriture e odori che cambiano nel corso delle stagioni proprio accompagnando il succedersi del tempo, quindi una visita bellissima all'inizio della primavera, ma ad autunno ci sono tutto lo splendore delle bacche, per esempio. Quindi anche con il cambio di colori. Esatto, noi consigliamo anche di venire più volte nel corso dell'anno perché sono ambienti che si modificano molto, soprattutto quelli vicino al mare, col trascorrere delle stagioni. E quali sono le specie botaniche perché sappiamo che non sono specie introdotte, ma è proprio la caratteristica, come hai detto, principale di questo sito, che sono specie spontanee. Il giardino no, la denominazione giardino botanico potrebbe trarre in inganno. Non si tratta in questo caso di una collezione di piante, cioè di piante che sono state trapiantate in questo sito, ma si tratta di una tutela e una logica da giardino botanico applicata però ad un ambiente naturale. Quindi vengono messe in evidenza quelle che sono proprio le peculiarità di queste specie che hanno questi anche straordinari adattamenti agli ambienti Spendiamo due parole, quali sono queste specie, le principali? Allora, abbiamo l'erincio marittimo, per esempio, che è anche la pianta che è stata utilizzata un po' come simbolo del giardino botanico. Abbiamo l'elicriso italico, che è una specie che qua raggiunge il limite nord del suo areale, e il lapocino veneto, che è un'altra specie endemica che fa delle fioriture rosa molto belle, per cui, e poi le specie caratteristiche delle dune come l'ammofila. Si può vedere proprio, chi visita vede proprio qual è il meccanismo con cui si formano le dune, quindi il meccanismo con cui queste specie trattengono la sabbia e portano man mano alla formazione delle dune e quindi anche all'avanzamento della spiaggia verso il mare. È uno dei pochissimi siti in cui si può osservare questo fenomeno nell'Alto Adriatico. Perché ricordiamo che questa tipologia di vegetazione un tempo era presente lungo tutta la costa adriatica, vero? Quindi questo è uno dei pochi lembi rimasti. Esatto, è uno dei pochi lembi rimasti e anche uno dei pochi lembi dove si può osservare una formazione
attiva delle dune, perché diciamo in generale a livello adriatico piuttosto si trovano fenomeni di erosione in corso, quindi è difficile osservare proprio il progredire delle dune verso il mare, con un assetto che cambia proprio di anno in anno, di stagione in stagione. Quindi ci sono tutte le caratteristiche per organizzare una passeggiata, una mezza giornata, quello che è per proprio entrare in un ambiente naturale e importante, anche perché sotto il profilo storico era sempre un tempo esistito questa tipologia di paesaggio rimasta solo lì. E per quanto invece riguarda la fauna, cosa incontriamo? Allora, questi ambienti, essendo unici dal punto di vista floristico, ma soprattutto essendosi conservati, non toccati per, come hai detto tu, ma proprio non per decine di anni, ma per secoli, ospitano anche una fauna particolare legata a questi ambienti e alcune specie che sono rimaste solo qui. In particolare abbiamo questa specie di anfibio, il pelobate fosco. Scusami, ricordiamo che a questo tema abbiamo dedicato una puntata di Radio Veneto Agricoltura e nello specifico di Bosco Nordio. Esatto, perché è presente anche a Bosco Nordio, altro ambiente con alcune caratteristiche simili. In questo caso ci sono, nel caso del giardino botanico, la presenza degli stagni infradunali ha fatto sì che sopravvivesse una popolazione che, come poi hanno appurato una serie di studi, è tra le più numerose popolazioni italiane. Pensate però che ci si è accorti della presenza di questa popolazione grazie agli studi di alcuni faunisti solo nel 2005. Per cui da allora è studiata molto attivamente proprio per la sua importanza. Quindi stiamo parlando di un'area veramente di elevato interesse naturalistico. Per arrivarci, quindi adesso diamo alcune indicazioni di carattere proprio logistico, per arrivarci come si fa? Allora, il giardino botanico è situato a Rosolina Mare, quindi stiamo parlando della provincia di Rovigo. Da Rosolina Mare si seguono le indicazioni all'ingresso del paese per Porto Caleri, c'è un piccolo posteggio per dove lasciare le macchine, l'ingresso è a pagamento, anche se ci sono delle parti, solo dirlo, che sono sempre libere alla visita, cioè ci sono delle parti del giardino botanico che sono comunque sempre accessibili. Ci sono delle visite guidate anche? C'è la possibilità di usufruire delle visite guidate. Il giardino nel suo complesso, quindi l'intero giardino compreso il centro visite, sono aperti sabato, la domenica, il martedì e il giovedì. Ricordiamo anche gli orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ma da giugno dalle 16 alle 19. Quindi veramente abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, abbiamo parlato del giardino botanico litoraneo di Porto Caleri di Rosolina, questo è il nome completo del sito, veramente un'occasione da non perdere, da sfruttare, soprattutto adesso che arrivano le belle giornate e quindi per imparare e vedere un sacco di cose interessanti. Grazie Paola, siamo stati con la dottoressa Paola Virgilietti di Veneto Agricoltura e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, un arrivederci a tutti.